Buon pomeriggio a tutti, ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione qui in diretta dagli studi di Telechiara. Come sempre a quest'ora abbiamo un ospite e questo pomeriggio vi voglio presentare uno scrittore, un giovanissimo scrittore, Gianluca Cappellozza, che è autore di questo libro Bocca a Sette. Benvenuto. Esatto. Grazie a voi. È il secondo libro, se non sbaglio. Esattamente, il secondo libro, sì. Dopo Vi regalo il Nord-Est, scritto nel 2004, ho cambiato genere e questa volta ho tentato con un romanzo breve, una storia molto semplice, non molto articolata, però secondo me per certi versi ci sono delle argomentazioni che sono di grande attualità. Esattamente, degli spunti su cui riflettere. Certo. Allora ne parleremo tra pochissimo, d'accordo? Intanto continuiamo come sempre con il nostro telegiornale fatto anche di cronaca, purtroppo con una brutta notizia in apertura. Una donna di 84 anni è morta dopo essere stata urtata mentre andava in bicicletta da un automezzo che poi si è allontanato. L'incidente è avvenuto stamani tra Provesano di San Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo. Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia stradale, la donna stava portando a mano la bicicletta quando è stata investita da un furgone che l'ha fatta cadere in un fossato. Sul posto è stato trovato lo specchietto retrovisore del furgone e al momento non ci sono tracce dell'autista. Invece un uomo è morto e altre 5 persone sono rimaste ferite in un altro incidente accaduto poco dopo la mezzanotte nel Padovano, sulla nuova strada regionale del Santo, in località Bronzola di Campodarsego. La vittima è un automobilista padovano di 67 anni. Secondo la prima ricostruzione, a provocare la carambola tra 4 veicoli è stato un autocarro condotto da un 56enne di Maser nel Trevigiano che ha invaso la carreggiata opposta coinvolgendo 3 auto. 3 dei 5 feriti sono stati portati in ospedale e dimessi con prognosi tra i 3 e i 10 giorni, mentre altri 2 sono stati trattenuti in osservazione al pronto soccorso di Padova, ma non sarebbero gravi. Per la morte di 2 operai a bordo della World Trader a Porto Marghera, Venezia, il giudice ha condannato i 3 ufficiali di bordo a 1 anno di carcere per omicidio colposo con sospensione della pena. Sulla nave durante le operazioni di scarico di soia il 18 gennaio del 2008 morirono Paolo Ferrara e Dennis Zanon a causa, come emerso poi dalle perizie, dell'assenza di ossigeno generata dalla mancata aerazione del carico. Il giudice veneziano Giuliana Galasso, in primo grado di giudizio, ha inoltre deciso a carico di 3 ufficiali, 3 rumeni, il versamento di una provvisionale esecutiva di 810.000 euro, lasciando al Tribunale Civile la quantificazione del danno. Alla vedova di Ferrara andranno 150.000 euro, 90.000 ciascuno dei 3 figli, 60.000 euro al padre e altrettanti alla madre, e 30.000 euro ai 3 fratelli della vittima. Per la morte di Zanoni invece andranno 90.000 euro al fratello e altrettanti alla convivente della vittima. Ancora cronaca, 2 case d'appuntamento gestite da cinesi sono state sequestrate dalla squadra mobile di Venezia. Il blitz è scattato in 2 vie del centro di Mestre, dove da tempo i condomini avevano notato un andirivieni di uomini, soprattutto nelle pause pranzo. La polizia della questura di Venezia ha trovato 4 giovani cinesi clandestine semi-svestite, una delle quali era appartata con un cliente. Le giovani avevano pubblicizzato le prestazioni sotto forma di messaggi su alcuni giornali di annunci economici. Le prestazioni variavano tra i 50 e i 100 euro. Ha sottratto 4 milioni di euro ai clienti della banca ed è scappato, ma in una lettera dice di averli dati in beneficenza. Il protagonista della vicenda è un bancario 57enne di Este, nel Padovano, Stefano Berton, che per almeno 12 anni ha incassato il denaro dei clienti, convinti che i loro soldi sarebbero stati utilizzati per operazioni finanziarie. Quando l'attività illecita stava per essere scoperta, Berton ha rassegnato le dimissioni sia dalla banca che da consigliere comunale del PD e si è reso irreperibile, annunciando però che l'11 ottobre si consegnerà all'autorità giudiziaria. A Trieste le autorità della provincia non hanno fornito al pubblico informazioni sufficienti in merito alle misure di sicurezza e comportamento da tenere in caso di incidenti industriali. Lo ha affermato la Commissione europea annunciando l'invio di un parere motivato all'Italia, che rappresenta la seconda fase della procedura di infrazione già aperta per ottenere una corretta applicazione su tutto il territorio della legislazione europea sui grandi rischi industriali, la cosiddetta direttiva Seveso 2. L'Italia dispone di 2 mesi per rispondere al parere motivato nell'ambito del procedimento di infrazione. In caso contrario la Commissione potrà deferire il caso alla Corte europea di giustizia.
E ora voltiamo decisamente pagina, parliamo di cinema, perché dopo una settimana di presenza sui grandi schermi il film La Passione di Carlo Mazzacurati si conferma davvero una delle pellicole più briose di questo autunno cinematografico, in cui il tema sacro della sofferenza viene declinato in modo davvero rispettoso e delicato. Ce ne parla Giulia Salmaso. Sono incuriosito da questa passione di Mazzacurati e mi riprometto di vederla. Chissà se il patriarca di Venezia Angelo Scola avrà poi soddisfatto questa curiosità. Nel frattempo il film del regista padovano, sua 13ª pellicola, ha dribblato elegantemente critiche e scandali che un titolo del genere, La Passione, avrebbero potuto risvegliare nei più prevenuti, ed è andato invece a collocarsi tra i lavori più riusciti e più intimi di Carlo Mazzacurati. Maestro, lo sa che il laboratorio con lei in carcere mi ha cambiato la vita? Non è come ho visto da qui a bere di notte. Ho letto sulla Nazione che dirige la Sacra Rappresentazione. Sulla Nazione? Sì, piacerebbe tanto alla mia nonna. È molto religiosa. Signora, dovremmo fare delle fotocopie. Si sorride e ci si commuove seguendo le avventure di un regista bravo ma senza ispirazione, che proprio nel momento in cui potrebbe risorgere con una nuova produzione rimane incastrato in un paesino toscano a dirigere una sacra rappresentazione. E così la passione di Cristo si confonde con la passione del regista e si mescola nelle sue tante accezioni. Ho pensato che era un titolo che funzionava perché oltre a raccontare la passione, il film racconta anche della passione nel senso delle cose, del come si affrontano le cose con o senza passione, forse anche della passione come sentimento amoroso, non solo, come dire, nei termini dell'innamoramento, ma delle relazioni, anche una forte storia di amicizia questa in fondo. Quindi, come dire, è una parola che evoca molte cose che riguardano tanti aspetti del film. Questa notte stessa, prima che il gatto canti 3 volte. Il gallo canti prima che il gallo canti 3 volte. Stavamo un po' commentando anche le atmosfere di questo film insieme all'ospite che abbiamo oggi, Gianluca Cappellozza, autore di Boccasette. Certo. Allora, ben trovato ancora. Grazie a voi. Ne parlavamo perché certo. in qualche modo Mazzacurati ambienta molti dei suoi film proprio nel Veneto, e anche questo libro, Boccasette, parla del Veneto, anzi il titolo stesso è il nome di una località. Sì, Boccasette è una località del delta, quello che generalmente è il delta del Po di Maistra. È una località suggestiva, bella perché è ancora incontaminata, forse è un Veneto che per certi versi nelle grandi città noi non lo ricordiamo più, però è un Veneto molto particolare e come dice giustamente lei, rispecchia un po' i film tipo quelli di Mazzacurati, il penultimo che è stato prodotto, tipo La Giusta Distanza. Quindi diciamo gli scenari un po' sono quelli, diciamo, quelle suggestioni, quelle bellezze dei paesaggi, dei luoghi. E anche il cuore del nord-est in qualche modo, che lei aveva già descritto allora nel primo libro in un modo che insomma tutti abbiamo un po' sperimentato, no? Era il miracolo del nord-est, gli anni della crescita economica, gli anni del lavoro, ovviamente, ecco, vi regalo il nord-est, lo facciamo vedere, questo è il primo romanzo che del in qualche 2004, modo appunto, del 2004, che raccontava una realtà diversa. Adesso con questo romanzo si parla di temi che invece conosciamo un po' più da vicino. Si parla di lavoro, di precariato, anche, e di mobilità sociale. Sì, il tutto però viene contestualizzato in 2 storie d'amore che il protagonista della vicenda, Cristiano, vive con i suoi amici. Lui, diciamo, è il meno stanziale dei 3, è colui il quale cerca di cambiare la sua vita, cerca qualcosa di diverso. Cerca una mobilità sociale a lui impossibile, e in questo suo percorso vi è quasi una fotografia, come dice giustamente lei, tra il nord-est che era 30 anni fa e quello che è oggi, e nei racconti anche del nonno Virgilio si accorge come sia profondamente cambiato questo territorio, e solo in certi luoghi del delta, come nel Po di Maistra, si respira ancora quel vecchio Veneto. Ti sembra di respirare in certe giornate d'inverno, negli inverni solitari, quando spira un po' di vento, ti sembra di tornare indietro di 20 anni, di 30 anni, anche perché gli stessi ritmi sono molto più lenti, e anche la gente ha un suo
riscontro diverso che nella grande metropoli. Noi abbiamo parlato di mobilità sociale, cioè la difficoltà per un giovane che diciamo, nasce in un determinato ambiente poi di cambiare in qualche modo il proprio destino, diciamo. Però in realtà questo libro nasce anche dalla mobilità fisica. Sì, un po', sì, cioè nel senso che ci si accorge appunto come i ritmi lenti di quei luoghi siano profondamente diversi dai ritmi veloci delle grandi città, che poi sono un'unica città tra Padova, Vicenza e Verona. Però appunto, ripeto, il tutto viene contestualizzato in due storie d'amore. C'è questo trapasso tra l'Italia di 30 anni fa, che si interfacciava, che confinava con l'ex Jugoslavia, dove io tratteggio con le storie di ciò che c'era di là, e le donne che lui incontra, che sono donne dell'est europeo, con cui lui stabilisce delle relazioni d'amore, delle relazioni affettive. Quindi un'altra realtà molto attuale. Molto attuale. Le donne dell'est sono poi una realtà che gli uomini italiani naturalmente e anche insomma, le donne ovviamente conoscono tutti i giorni e vivono in tempi più recenti. Certo. E c'è questo continuo rapporto centro-periferia. Questo partire dalla provincia per arrivare alla grande città, in questo caso Roma, la metropoli, e quindi il desiderio di sfondare i mondi a lui impossibili, quelli del cinema, dell'editoria, del mondo dello spettacolo, e nei suoi momenti solitari che lui vive nel suo piccolo monolocale lì al Testaccio di Roma, in qualche modo nelle sue solitudini rimpiange poi la provincia. C'è questo desiderio di ritornare nella provincia, quella provincia che, ripeto, riassapori nei luoghi del Delta. In questo caso io l'ho ambientato sia l'introduzione del lavoro, del romanzo, sia l'epilogo finale in quel luogo, perché io adoro quei luoghi, li sento ancora miei, e quindi si sente questo affetto. Certo, sì, questo sì. Non diciamo la fine, naturalmente non sveliamo le scelte che poi saranno fatte dal protagonista, però lei ha affrontato in un libro il Veneto di ieri. Questo è il Veneto di oggi. Come sarà il Veneto di domani o il nord-est di domani? Io penso profondamente mutato, anche perché come è già scritto in molte pubblicazioni, molti di noi non si accorgono che non siamo noi entrati nella globalizzazione, ma la globalizzazione è entrata dentro di noi, nella nostra vita, e un po' il romanzo è lo specchio di questo. E quindi come sarà il Veneto è difficile a dirsi, sicuramente sarà profondamente mutato, forse anche con minori spazi di vivibilità, perché a breve avremo delle grandi infrastrutture, quindi ci sarà anche un restringimento stesso della vivibilità del territorio, quindi sarà un Veneto, come spesso sentiamo in TV, da ripensare, proprio come servizi, come mobilità urbana, quindi profondamente mutato. Io qui l'ho romanzato, non ho voluto entrare in un contesto politico, non mi interessava questo, io volevo solo raccontare e trasmettere le suggestioni che riescono a trasmetterti le persone che vivono in quei luoghi. Io ho trovato un grande riscontro, l'affetto delle persone del Delta che mi sono state vicino. Io addirittura una persona, devo citare nome e cognome, Luigino Zanetti, che è stato gentilissimo, mi ha fatto conoscere realtà e luoghi che io che non conoscevo nel dettaglio, e quindi grazie a lui sono riuscito anche a conoscere persone, quindi l'affettività delle persone stesse, la stessa stampa locale, la redazione della Nuova Voce di Rovigo, cioè tutte queste persone che si sono appassionate a questo racconto. E che hanno reso possibile. E che hanno reso possibile anche, diciamo, la valorizzazione di questa narrazione. Benissimo. E allora io, insomma, un romanzo, un modo particolare di leggere la nostra realtà, anche con gli occhi di un sociologo, perché Gianluca è sociologo, però non dimentichiamo che questa è una storia, storia intima. Esatto, prima di tutto è una storia, è un romanzo, non dimentichiamolo, non facciamoci, qualcuno ha detto ma potevi articolarlo in modo più concreto, con delle storie più vivaci, più pregnanti. Io ho detto no, perché il romanzo è una narrazione veloce, come veloci sono i ritmi quotidiani che viviamo in questo nord-est, per cui non c'è tempo, e quindi il romanzo deve trasmettere
anche una certa ansietà, cioè un voler correre che è un po' il correre quotidiano, quindi che deve anche imporre una riflessione a noi tutti, insomma, ecco, questo è il significato della narrazione. Benissimo. Allora, dove lo troviamo? Diciamo ai nostri ascoltatori dove possono... diciamo qui lo troviamo a Padova, nel circolo delle librerie Lovat, la cittadella della libreria Vittoria, la libreria moderna di Monselice d'Abano, poi diciamo che la distribuzione è un po' più eterogenea, più diffusa in tutto il Vicentino e nel Rodigino, quindi al momento la distribuzione è questa, in questi luoghi. Benissimo, allora io ricordo ancora una volta il titolo, Bocca 7, romanzo edito da TG Book. Io ringrazio moltissimo Gianluca Cappellozza che è stato con noi, e se ci sarà l'opportunità naturalmente di avere un terzo romanzo, lei è il benvenuto. Grazie a voi. Grazie mille e grazie come sempre anche ai nostri telespettatori. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con il telegiornale è alle 16:30. Buon proseguimento.